Da quello che è successo il 14, un sondaggio fatto il giorno 15. Prima domanda, così entriamo eventualmente ci alterniamo tra maltempo politico e maltempo meteorologico. Prima domanda secca, crede che dunque il sondaggio è stato fatto il 15 a residenti in Veneto. Slide numero quindi 1. Slide numero 1. Crede che con la maggioranza ottenuta martedì scorso in Parlamento Berlusconi potrà governare fino al termine della legislatura? Domanda secca, slide numero 1, sì il 56,7%, no il 32,3%, non risponde l'11%. Abbiamo posto una domanda che appunto è relativa alla possibilità di un ritorno al voto nella prossima primavera. Allora, benché abbiamo visto che secondo la maggioranza degli intervistati il governo Berlusconi potrà governare fino al termine della legislatura, il 54,3% degli intervistati ritiene comunque che sarebbe utile ritornare al voto. In questo caso dunque ritiene che non ci sia spazio per il terzo polo un 56,6% degli intervistati, ritiene che ci sia spazio un 17,4% ed è interessante che non è in grado di rispondere un 26%. Cioè persone che non hanno capito bene il terzo polo da chi è composto e soprattutto chi li rappresenterebbe nel Veneto. Completiamo l'ultima domanda, se i nostri intervistati sarebbero favorevoli ad un governo di unità nazionale. È secca la risposta, no, il 61,4% ritiene che non sia una cosa utile, il 25% circa invece lo considererebbe come un'opzione e un 14% non risponde.